Ditemi, signorina. Che state facendo? Studio l'amore, signorina. Ah, sì? E allora se volete io vi posso far ripetere la lezione. Come? Anche voi avete studiato l'amore? E certo, come tutti. Ma su Dante, Petrarca, Manzoni. No, sui fondi del caffè. Beh, non è proprio la stessa cosa. E allora non volete che vi faccio ripetere la lezione? Signorina, mi fate il solletico? E vi dispiace? No, ma mi fate il solletico. Don Celestia, perché vi allontanate? Non mi allontano, lavoro. Non posso studiare l'amore con una donna continuamente accanto. Questa poi non l'avevo mai sentita. Io non capisco proprio niente. Si distingue l'amore di benevolenza e l'amore di concupiscenza. La passione che un uomo ha per la sua amante e quella che un buon padre ha per i propri figli sono di certo molto differenti, tuttavia sono simili, ma l'amore del primo è soltanto per il possesso dell'oggetto a cui si dirige la sua passione e non per l'oggetto in sé. È gradevole quel che state facendo. Ma vi pare, Don Celestino? Mentre l'amore che un padre ha per i propri figli è così puro che egli non desidera avere nulla da essi e non vuole possederli in altro modo che in quello doveroso, né essere congiunto ad essi in altro modo che già non lo sia, Ma ci mancherebbe altro. ma considerandoli come se stesso, ricerca il loro bene come il suo proprio. Quanto è bellino, quanto è bellino. Vi prego, signorina, grattate, ma non parlate. Signor Celestino, ma ve l'hanno mai detto che siete proprio un bello giovane, signor Celestino? Non saprei. Sì, una volta il fotografo gli ordinai una dozzina di copie e lui mi disse: un bel giovanotto come voi dovrebbe prendere 3 dozzine. Così le ho prese. Ma non è una donna. No, ma considerandoli come altri se stesso, ricerca il loro bene come il suo proprio. Signor Celestino, ma non capisci niente. Ma come mangiamo? Signor Celestino, che cosa avete? Niente. Ah sì? E allora chiudete questo libro. Un giovane come voi non si può imparare a lambore un coppia di libri. È come se si volesse imparare a nuotare un coppia in un scappello. Ma non vi preoccupate. Io mo ci penso io. Ma che cos'ha questo? Vi faccio vedere. Guardate qua. Guardatevi, Don Celestino, ma come vi combinate? E questi occhiali poi sono orribili. Ma non ci vedete bene pure così? Sì! Anzi, ci vedo meglio! Oh, e questi capelli poi, ma quando la natura ci ha concesso un bello fisico, ma non sta bene farsi brutti così. Ah, è gradevole quel che state facendo! Ma quanto è bollito, quanto è bollito! Si sta bene qui! Però, Don Celestino, aspettate che vi aggiusto un altro po' e vi faccio vedere come state bene. Guardate, guardate, non state meglio così. Meglio! Oh. Positivamente meglio! Avete visto? Don Celestino, che state facendo? Don Celestino? Maroni, mi dai proprio un duce carciofi, Don Celestino? Non c'è che dire, sono molto meglio! Sì, sì. E leggete. O addirittura con cura maggiore, in quanto si figura che lui ed essi formino un tutto. Preferisce sovente i loro interessi ai suoi. Don Celestino. Arrivederci, signorina. Arrivederci, arrivederci. Non è possibile che state in acqua fresca rinterveno. L'affetto che gli uomini di onore... Basta, capito? Non parli. L'affetto che gli uomini di onore hanno per i loro amici è di questa natura. Ma se fosse amico, amica tu. Niente, non
Una serva, mo chissà chi la sente che si crede, una serva. Monna Croce, non vi arrabbiate. Un poco di prudenza. Bastantemente quando era già tenuta. Issa, prima di sposarmi, l'aveva detto che mi faceva fare questa vita. Ma perché che vita fai? Fammi capire. Tu mangi, bevi, e quando ti vuoi fare una veste te la fai. Ma che vuoi tu? E te devi una figliola perché sei suo marito. Non me ne porta a me a mangiare. E a casa mi pure mangiare. Ed è cresciuta benissimo, Io voglio essere curato, come sono curato tutto il lato in mogliere. E ce ne stanno certe che ti fanno proprio auto allo stomaco. Ecco. Tesoro. E i mariti non ne fanno lagna. Quando tu dovevi spassare, già veni con te, ma già spassa pure io. Scusate, non mica manca qua che sta ragione. Ragione, signor, ma state zitti, sì. Io sono un uomo d'affari e quando me la posso portare me la porto. Per esempio stasera devo andare a fare una perizia. Può mai venire con me? Io ho fatto bella che non sai manco se torna a dormire a casa. Ma questo non lo so ancora, quando va? Ah, stasera a fare una perizia. Non sai di certo se ti ritiri o no. È bravo, pure questo. Stanotte mi rimani da sola. È bravo, bravo. Ma che potevo fare? Mi potevo negare? Oh, quando mai? Anzi, se fosse a te sai che facesse, ma stesse 3-4 giorni fuori a casa, senza me ritirare. Ma state attento. State attento che non mi vado a capo e faccio qualche brutta scemità. Oh, e tu dici sempre questo? Ma mettete in scuola? No, tu ti metti in scuola e tratta la pugliera così. Ma non è possibile studiare in queste condizioni! Donna Concetti, calmatevi. Ogni volta dice un po' fa qualche brutta scemità. E falla e non mi rompere più la capa. Avete inteso? Avete capito com'è questo? No, non signore, chi le dà Michele pazzia. No, chi non pazzia. Chi le si crede che nessuno mi guarda in faccia. Ma ti inganni, mio caro, ti inganni. Hai ragione che sono una figliola onesta. Ma c'è sta che mi sa farà conoscere. Ah sì? E allora pigliatille, trovatille, fa quello che vuoi tu. Vattene, lasciami stare in pace, una volta e per sempre. Non signore, non Michele. Aspettate. Avete visto un felice? Ma è troppo, è troppo. È troppo. Nonna Concettina mia, io ho sentito tutto. Ho sofferto assai perché a parte che la caduta in colpa, dico, ma come si può fare? Ma come si può dire? Non faccia una magliona così aggraziata, così simpatica. Pigliatilla, trovatilla, fa che il capo tu. Avesse essere io, lo facesse a ballare. Infame, birbante. Sì, avete ragione, chi è infame è pure birbante. Chi se ne approfitta perché voi facete solamente chiacchiere. Voi avete li fatto. Eh sì, recito buono. Allora. Ha già falli fatto. Li fatto. Oh, le favoriglie che capace sta femmina. Stasera sapete che faccio? Mi piglio una bella carrozzella per 2 ore, mi faccio portare per tutta Napoli. Poi vado a cenare e mi ritiro a luna, dopo mezzanotte. Bravissima, veritamente bene. Ma volessi qualcuno che mi accompagnassi, solo che ci vado a fare. E giù sì? Chi? Che ci sono a fare? Ah, vedi tu? Io sì, che faccio pure sempre bene, non ve l'ho detto per l'amicizia che mi lega a vostro marito. No, vedi, ma quando mai? Sti momenti, i malanzi. Nonna Concettina, io ho sofferto assai sentendo quelle cose. Pigliatillo, trovatillo, fa quello che vuoi tu. Ah, potesse essere io marito vostro. Ma c'è stata tutta una campana. Ah, così simpatica. Ah, così sciasciuna. Ma come si può dire? Non faccia a voi, pigliatillo, trovatillo, fa quello che vuoi tu. Proprio mi disprezza, non vi cura affatto. E insomma mi disprezza a me. Insomma, che volete fare? Venite con me. Va bene, ci vengo. Bravo, grazie, che piacere. Non vi preoccupate, dobbiamo vendicarci del suo disprezzo. Pigliamo una bella carrozzella, ci chiudi mai, vi porto anche a mangiare. Quanti cose mangiare, una Concettina mia. Non vi preoccupate, non ci scopre nessuno. Stasera 9:30 venga a prendere. Va bene. E facete vedere la pulita. A me che me la prema. Ah, mica bella grazia che era l'amico tuo. Io lo volevo far calmare. Lo volevo far ragionare per farle pace con la mogliera. Brava. Ehi, Sarita, in faccia a me. Dricate avrei fatto questo. Questi non sono affari che vi riguardano. No, per Bacco. Ma come si permette? A te? Sì. Più vecchia di lui. Ma che c'entra? Educazione. Spostati. La gente anziana.
Amica mia, mi dispiace che abbiate un tale marito. Sì, ma adesso... Cosa? No, niente. Se solo mio marito facesse una cosa questa, Ma mo che ci azzecco io? non perdesse tempo. Ah, e che faresti? Mi farei un bell'amante. Una vocettina, perdonate, la Rosina è un po' ironica stasera, è vero? Cara Rosina mia, ma io ti conosco bene, non potresti mai farlo, non ci riusciresti mai. Sbagli, lo farei senz'altro. Sbagli, ma chi ti piglia? Signor, prendeci sta sacca. Ah, sì, la stiamo aspettando. Donna Rosina, scusate ancora le chiacchiere. Ma niente, per carità. Permettete, non Felipe? Au revoir. Signor, ho fatto una portata sti toiletti per culo. Con me. Dito la caccia, che fai spiritoso? A te, no? La grafia è fratello Luigi. Cara sorella, ti prego di venire un momento questa sera perché mia moglie non sta per niente bene e ti vuole vedere. Varite la combinazione. E chi lo sta fuori rotto e come faccio? Ma d'altronde c'ha già per forza. Felice, E prima si potremmo finire la foglia, però. Che c'è? frate, ma questa lettera mi ha mandato a chiamare. Dice che la moglie sta poco buona in povero. Pensi che ci devi andare, no? È tua cognata. E si capisce. Ma io non ci vengo. No, tu lo sai che io sono un po' in collera con tuo fratello. E va bene, ci vado solo io. Brava, ci vai solo tu. Vuol dire che per stasera resti tu solo. Aspetta, ripeti. Va bene, ci vado solo io. Oh, per no. stasera resti tu solo a casa. Stasera? Io solo? Come vuoi tu? E se vede che è una cosa importante, stanotte già dormi pure là. Stanotte? Pur tu là, io solo? Come vuoi tu? Povero Felice, ma va bene veramente. A me mi dispiace, ma capirai, se tratte frata, ma non lo posso fare a meno. Devi andare, vai, ti concedo. Vai. Te lo sei concessa da sola. Scelta tua. Vediamo quest'altra lettera. Ma che sto bene a te, non bene a me. Signor Felice E Ciasciamocca. fammi vedere. Vedi di che si tratta. Che sei? E che sosti manifesta? Albergo del silenzio, segretezza e sicurezza per tutti, consigliabile alle coppie sposate tra di loro o separatamente. Vai avanti, avanti. Strada Mergellina 106. Bellissime camere da 4 lire, servizio compreso, tutte le comodità. In detto albergo si pranza e si cena in stanze separate. Pranzo, 4 piatti, frutta, formaggio, pane e vino lire 6. Cena, 3 piatti, frutta, pane e vino lire 4. Non è permessa l'entrata a suonatori ambulanti e venditori. In una stanza non si servono che 2 persone sole. E cosa si manifesta? Chi è Catalin Mann? No, ma chi me li ma nessuno me li manda, Rosina mia, sai? Li mandano a me, li mandano agli altri, si chiama la pubblicità. E ci posso credere? Ma tu ci a credere, Rosina mia, bella cara. Gente, però è molto strano, sai? Un albergo che per 4 lire ti fa mangiare, pane. Ma te che te ne prema? Noi non abbiamo bisogno di alberghi e trattorie. Non abbiamo bisogno, è giusto una curiosità, hai capito? Va bene, io torno al posto. Marito lo riavola. Viaggia gli affronti giusto mo sgagno tempo. E vorrà dire che mi prendo una carrozzella chiusa. Fai benissimo, cara, che la cavacci con donna concettina. Signor, fuori c'è sta l'avvocato Antonio Raspa. L'avvocato Antonio Raspa, giusto mo. Ma non è il momento di fare visite, l'artista sta lavorando. Ma pare brutto non lo ricevere. Era un caro amico della felice memoria di mio La marito. felice memoria del marito. Luise, hai sto carta terra e falla tra su. Subito, subito.
faccio. Dimmi un po'. Albergo del Silenzio, Mergellina 106. Luisa, fa presto! Subito, subito. Ci manca l'ultima mano, però è fatta. Feli. Signor avvocato, accomodatevi. Grazie. Carissimo Don Antonio, come va da queste parti? Ah, Don Antonio. Ah, amici, Grazie, ombrello. Ma prego, accomodatevi, Luisa, piglia una seggia. Amici miei, sono sono Io sono felice. Io. Ho detto, sono felice di vedervi. Ah, carissimo Don Antonio, trovate sempre belle parole. Amici miei, non vi aspetto. Non stiamo vuoto. Aspetta! Non vi aspettavate Ma che ne so? molto bene! Di vedermi! No. Amici miei, non dubitate, non ve la Aspetta. Non me la cacca. non ve la cacà, L'ho fatta stamattina, voi dovete farla adesso. non ve la cacaverete così. Ah, vedete. Non ho dimenticato quello che mi avete detto quest'estate. Se vi capita di venire a Napoli, sarete ospite nostro e di nessun altro. Ma si capisce, Don Antonio. Ovviamente. Ma restate quanto volete. 2 giorni? Posso? Mi dai il permesso? Sì. Don Antonio, rimanete almeno 3 giorni. No, Antonio, Antonio mi offendo. Se rimane 3 giorni mi offendo. no, Ma fatelo per noi, siamo proprio. no. Un mese! E quando è bello, Don Antonio! E vi chiedo senza complimenti di ospitarmi. No, un mese, veramente è troppo. No, niente affatto. No, dico, un mese. È veramente troppo onore per noi. Grazie amici. Prego, Feli, un mese. E mi pare che se ne sta approfittando. Noi rimanettiamo solo 15 giorni a Duis. Ma eravamo in 2? O che i conti tornano? Caro Don Antonio. Foro! Ora? Foro! Ma stiamo a casa nostra, no? Forse disturbo. No, ma che disturbo, Don Antonio, voi arrivate voi da solo con la vostra valigetta d'ombrello così. Andiamolo via, Don Antonio! Andiamolo via con me, andiamolo via! A proposito, ho una sorpresa per voi. Hai capito? Rosy, c'ha una sorpresa per noi! Che gentilezza. Grazie. Hanno portato una valigia. Sì, è la mia, grazie. Perfettamente. Ecco la valigia. Volete Ada? Volete Ada? Ada? Magari. Volete Ada già là? Scusate, c'è capito? Sì, un animale, capito? Il signore ha detto mettila là, va bene? Tradotto, il signore parla chiaro, va bene? Come no? C'ho pozzo chiedere. Città che appare brutto. Quanto vi devo? 40 lire. Grazie. Lei? Don Antonio, ma vi siete portati a casa presto. Effetti. Sì. Ah signor, ma quelle non sono finite. Che cosa? Sì, sono le mie, fatele venire. È una sorpresa per voi. Una sorpresa. Una sorpresa. Ma chi aspettiamo? Perché? Ma tanto deve essere una cosa grossa. Troppo grossa, ci vogliono 3 valigie. Chi ci può stare là dentro per noi? Sì, apriamo. Apriamo subito. Perché? Una sorpresa. No. Ma ci vuole rispondere. non si può. La vedrete. Dall'occhio. La vedrete. Esso doi. La vedrete. Su, sape che la terza piatta a volta. La vedrete più tardi. La vediamo più tardi. Donna, io ne ho conosciuti individui generosi. Ma quando la generosità raggiunge proprio i livelli altissimi di incommensurabile. La generosità raggiunge livelli di come si dice? I livelli di come si dice? L'incommensurabilità. Complimenti. Non balbetto mai per gli altri. Signor, sono arrivato pure certi signorina. Sì, solo per me. Fatele salire. Grazie. È una sorpresa.
padre. Grazie, amici cari. Amici cari, amici cari. Amici, voi conoscete le mie figliole? Non abbiamo questo onore. Sì! Sì! Hanno catarillo da dove, Certo! Certo. Perché quando ci siamo visti quest'estate vivevo da solo. Da quando mia moglie... Ah, Sono già 8 anni. mi dispiace, sì, mi dispiace. Le mie ragazze sono cresciute in collegio. Adesso però le hanno mandate via perché in collegio molte ragazze hanno gli orecchi. Gli orecchi. Ah, gli orecchi, meno male che ce li hanno, Natale. Oni. Oni? Oni. Cannabis, oni. Oni. Oh, non ci capito? Gli orecchioni! Esatto. Ecco, appena uscite ho pensato, i miei amici non conoscono le ragazze, gli farò una bella sorpresa. Ah, ci ho capito, ma questa è la sorpresa. Ma sì. ma sì. E scommetto che quelle valigie sono delle vostre figlie. Certo. Certo, hai capito? Eccole qua. Avanti. Entrate. Buonasera! Sono arrivate le civette. Ragazze, vi ho parlato spesso dei miei amici Scioscia. Oh, cadare o da I Scioscia. Lasciate forte. I Scioscia. Bocca! Brave figlie mie, grazie. Salutateli. Salutami i guaglioni. Signora Sciosciamocca, signor Sciosciamocca, signor Sciosciamocca, signora Sciosciamocca, signor Sciosciamocca, signora Sciosciamocca, signor Sciosciamocca, signora Sciosciamocca. Sono finito. Vedi come sono educato questi guaglioni? Guarda, proprio una cosa. Sentite Donando, hai faccio domandare una cosa. No. Silenzio! Tenga qua quando siete arrivati. Natale, non mi assumo responsabilità. Dite. Ma che rega tu fate a parlare? È una cosa nervosa che vi è venuta mo', perché non l'avete fatto mai. Non l'ho mai fatto perché se sei. Sì. Se sai niente, che lo sarà? sempre che ci siamo visti era buon tè. Buon tè. No. Luisella! Buon tempo. Te. Non abbiamo capito. No. Livietta, Nigella tu. A vita sapere che papà, quando era piccirillo, soffrette una forte malattia.